Immediatamente dopo la quotazione in borsa, che dovrebbe avvenire alla fine di aprile, Veneto Banca cercherà un partner con cui fondersi. Lo afferma il nuovo amministratore delegato Cristiano Carrus. Stare da soli non è concepibile, sostiene. Al 100% la banca cercherà qualcuno con cui sposarsi. Non parliamo di tempi biblici, l'obiettivo è sedersi a parlare a qualche tavolo serio già nel 2016. Questo non significa, spiega il manager chiamato per risollevare le sorti dell'istituto dopo il disastro dello scorso anno, che il legame col territorio veneto sarà meno stretto. Il territorio è come dire, il pane e il burro di una banca, no? E quindi se il territorio viene gestito e soprattutto se al territorio viene dato il rispetto che merita, credo che il futuro di questa banca non può che essere da questo punto di vista sia da sola che con altre banche, perché sono tutte comunque operazioni che vanno per un miglioramento dei rapporti con la clientela. Quanto ai risparmiatori che hanno perso i loro investimenti nelle tormentate vicissitudini degli ultimi mesi, Carrus assicura che tutto quanto possibile per andar loro incontro verrà fatto. Quelli che avevano ragione li abbiamo già rimborsati, quelli che stiamo guardando stiamo cercando di capire che tipologia di reclamo è e ogni reclamo viene trattato con grandi aspetti paritetici. Poi c'è un grande tema della perdita del valore delle azioni, quella la affronteremo anche con un po' più di calma post quotazione.